Mincio è la mia terra, è il mio fiume, perché sono nato sul Mincio. La mia casa era a 200 metri dal Mincio, quindi ho vissuto la mia infanzia sul Mincio, a pescare con gli amici. Essere riusciti a costruire un business, un lavoro qui è un sogno, ma è qualcosa che si è realizzato anche inconsapevolmente. Dal mio lavoro di architetto c'è stata una metamorfosi. Dopo qualche anno mi sono ritrovato qui a fare qualcosa che amo tantissimo e che non avrei mai pensato di poter realizzare qualche anno prima. Quest'idea nostra della bici, di percorrere lungo la ciclabile del Mincio, questa ciclabile europea, è un modo di fare questo percorso lento e lentamente percepire quello che normalmente tu non riesci a percepire ad una velocità come quella per esempio dell'auto. Per cui nel vedere, che ne so, il ponte Visconteo o la fortezza di Peschiera, riuscendo a contare i mattoni della fortezza lentamente, riesci a cogliere, secondo me, quelle emozioni che normalmente magari difficilmente riesci a percepire. Questo territorio qui trasuda di sapori, le eccellenze enogastronomiche. A me, tra l'altro, piace mettere i piedi sotto la tavola e quindi riuscire poi a raccontarlo, farlo vivere sempre attraverso questa cosa della bicicletta è una soddisfazione, ancora di più, coinvolgere le realtà locali e far percepire alle persone quello che magari difficilmente riesce a coglierlo. Un piatto di tortellini, capire come li fanno sti tortellini piuttosto che il luccio del Garda. Questo riusciamo a farlo anche attraverso la bicicletta.